su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. In questo momento siamo sull'autostrada A14, autostrada Adriatica direzione nord, in avvicinamento all'uscita di Chieti Pescara Ovest, subito dopo l'allacciamento con l'autostrada A25 che prenderemo e inizierà il percorso di oggi, il percorso Pescara-Roma. Percorreremo quindi per intero l'autostrada A25 fino all'allacciamento con l'autostrada A24 nei pressi di Torano, per poi prendere quest'ultima sino a Roma. Uscita Pescara Ovest Chieti in avvicinamento sulla destra, siamo al chilometro 380, autostrada Adriatica A14 direzione nord. Oggi è domenica 5 gennaio 2025, in questo momento le ore 14:44 scattate in questo momento, temperatura esterna di 18 gradi. A noi il massiccio del Gran Sasso che si erge all'orizzonte. Siamo quasi arrivati all'allacciamento con l'autostrada A25, manca 1 chilometro. Autostrade A24 e A25 che costituiscono di fatto un sistema autostradale unico, chiamata autostrada dei parchi, tanto obbligo di dotazioni invernali sull'intero percorso della A25. Oggi è un giorno, non è proprio un giorno da bollino nero, domani lo sarà per il controesodo di ritorno, quindi le principali direttrici del paese saranno congestionate specialmente in direzione nord e verso le grandi città. C'era un po' di traffico in A14 quest'oggi, fortunatamente noi svincoliamo in questo momento, lasciamo l'autostrada Adriatica A14 al chilometro 378. Pescara si trova grosso modo a metà del percorso dell'autostrada Adriatica e prendiamo quindi l'autostrada A25, autostrada dei parchi, Pescara-Torano. Torano è la località presso la quale A24 e A25 si allacciano. Subito in avvicinamento uscita Villanova, chilometro 186 che lasciamo in questo momento. Questo chilometro 186 fa in realtà riferimento alla città di Roma. Infatti il percorso della A25 si estende per circa 115 km dall'allacciamento con l'autostrada A24 sino a Pescara, però come accade nel sistema dell'autostrada dei laghi A8-A9, la chilometrica è in comune per il primo tratto, quindi nel tratto Roma-Torano, anche se è classificato come A24, viene considerato anch'esso per la chilometrica della A25, analogamente a quanto accade per il primo tratto tra Milano Nord e Lainate, che anche se è classificato come A8, chilometrica della A9 considera questo tratto. Intanto partiamo male con insetti sul parabrezza. necessario
necessaria per forza una pulizia del parabrezza alla prima area di servizio lungo la A25. Ci sono solamente 2 aree di servizio distanziate di circa 90 km l'una dall'altra. Galleria Villanova, 248 metri. Della Maiella davanti a noi. Prossima uscita Chieti Pescara tra 3,5 km. Strada dei Parchi A24 A25 costruite entrambe a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, prevalentemente negli anni 70. Hanno costituito di fatto la prima direttrice trasversale per il paese, che è per connettere versante tirrenico versante adriatico. Tuttavia la continuità autostradale è offerta unicamente sulla A25, in quanto si allaccia direttamente alla A14, cosa che non accade per la A24 che termina nei pressi di Teramo. Attraverso la superstrada Teramo Mare, strada statale 80 raccordo, Teramo è collegata a Mosciano Sant'Angelo e Giulianova, e attraverso l'omonimo casello è possibile poi prendere l'autostrada adriatica A14. Chieti Scalo, Guardia Grele, Casoli, Bucchianico. Transitiamo sul viadotto Villareia, le località raggiungibili dall'uscita Chieti Pescara, che consente di allacciarsi al raccordo autostradale 13. Tanto risolveremo quanto prima, tra qualche chilometro in area di servizio, un po' di pulizia del parabrezza. Area di servizio, mentre entriamo nel chilometro 176, prossima uscita a Manobello tra 6 km. Viadotto Ponte sul Pescara, 210 metri. Area successiva 94 km, una distanza non indifferente, senza area di servizio. Viadotto Brecciarola 30 metri, area di servizio Brecciarola Nord. In questo momento sulla destra faremo una veloce pulizia del parabrezza e ripartiremo immediatamente. Fatto, pronti a ripartire.
parabrezza si possa mantenere pulito durante la percorrenza. Rientriamo in carreggiata lasciando l'area di servizio Brecciarola, ore 14:54, sempre domenica 5 gennaio 2025. Avremo un po' di controsole per parte della percorrenza, mentre lasciamo il chilometro 174. Avvicinamento uscita Manoppello, Rosciano, Pretoro, l'interporto di Manoppello e la Basilica del Volto Santo, raggiungibili dall'uscita Manoppello. Viadotto Rosciano, 156 metri. E lasciamo il chilometro 170, sono 170 i chilometri che ci separano da Roma, più precisamente il chilometro 0 dell'autostrada dei Laghi è posto in corrispondenza dell'allacciamento con il grande raccordo anulare, cui poi segue il tronco di compenetrazione urbana, circa 7 km di A24, di fatto è classificato come A24 anche se è una gestione separata, infatti la gestione del tronco è di ANAS, a differenza delle autostrade vere e proprie A24 e A25 che sono date in concessione ad Autostrada dei Parchi. Avvicinamento uscita Alanno Scafa, San Valentino in Abruzzo, Turri Vagliani, il Parco Nazionale della Maiella tra le località raggiungibili dall'uscita Alanno Scafa. Dicevo, tronco di compenetrazione urbana della A24 che allaccia il grande raccordo anulare di Roma con la cosiddetta tangenziale est. Quindi è uno dei modi più pratici di andare verso il centro della capitale dal grande raccordo anulare. Viadotto San Cassiano, 315 metri. L'unico altro tronco autostradale che penetra la capitale oltre il grande raccordo anulare è il tratto di A91, autostrada Roma-Fiumicino, dal grande raccordo anulare sino al viadotto della Magliana. Viadotto
viadotto Pescara secondo 275 metri. Viadotto Solcano 430 metri. Viadotto Zappino 845 metri. Viadotto Salto Terzo 290 metri. Viadotto Fratucci 200 metri. Ed entriamo in questo momento nel chilometro 160. Viadotto sul fiume Orta 200 metri. De Passeri Casa Auria, uscita in avvicinamento mentre transitiamo sul viadotto Pescara primo 740 metri. Torre de Passeri Casa Auria, in avvicinamento Castiglione Casa Auria, tocco a Casa Auria, Pietranico tra le località raggiungibili dall'uscita Torre de Passeri Casa Auria, in questo momento sulla destra.
tanto tra un po' il controsole fastidioso dovrebbe sparire, un po' per l'ombra dei monti, un po' perché il cielo si velerà sempre di più man mano che ci avviciniamo a Roma. Forte vento, si percepiscono le forze aerodinamiche sul veicolo generate dal forte vento, specialmente transitando lungo i viadotti in avvicinamento uscita Bussi Popoli, L'Aquila, tocco da Casauria, Popoli Terme e il Parco Nazionale della Maiella. Mentre transitiamo sul viadotto Canneto, le località raggiungibili dall'uscita Bussi Popoli in questo momento sulla destra. Vi lasciamo in questo momento il chilometro 150, altrettanti sono i chilometri che mancano per raggiungere il grande raccordo anulare di Roma, viadotto Bussi 1987 metri. Prossima uscita a Pratola Seligna Sulmona. Galleria Colle Castiglione 884 metri. Viadotto Popoli 460 metri. Viadotto Sorgenti 266 metri.
Pescara ed entriamo dentro la provincia dell'Aquila. Entriamo in questo momento al chilometro 140. Viadotto Corfinio 374 metri. Viadotto Castellucci 170 metri. Un avvicinamento, uscita Sulmona, Pratola, Peligno. Castel di Sangro, Roccaraso, Campo di Giove, Corfinio, Raiano, Parco Nazionale della Maiella, raggiungibili dall'uscita Pratola, Peligna, Sulmona. Prossima uscita Cocullo tra 15 km. Viadotto Campo Croce 204 metri. Viadotto Acquaviva 663 metri. E lasciamo in questo momento il chilometro 135. La prossima uscita Cocullo, viadotto Santa Croce 1238 metri. Tanto si staglia sulla montagna destra del teleschermo, centro abitato di Prezza. Galleria San Cosimo 469 metri.
Fossati 389 metri. Viadotto Macchia Maiura 263 metri, mancano meno di 130 km all'allacciamento con il grande raccordo anulare. Viadotto Palazzo 1021 metri. Chilometri e mezzo alla prossima uscita a Cocullo. Viadotto Pietra Rossa secondo 612 metri. Viadotto Pietra Rossa primo 374 metri. Viadotto Valle Cardo 134 metri. Galleria Sant'Agapito 398 metri. Lasciamo in questo momento il chilometro 125. Viadotto Valle di Chiocchio 237 metri. Viadotto Piedicampo 272 metri. Avvicinamento uscita Cocullo. Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, raggiungibile dall'uscita Cocullo in questo momento sulla destra. Viadotto Cocullo 760 metri. E lo vedete davanti a noi, molto caratteristico il borgo di Cocullo. Entriamo in questo momento nel chilometro 120, prossima uscita Pescina, Galleria San Domenico 4667 metri, una delle gallerie
Beh, è la più lunga di tutta l'autostrada A25 ed è una delle gallerie più lunghe della rete autostradale italiana, si colloca nella top 10 delle gallerie più lunghe autostradali, escludendo i trafori internazionali. Chilometri e mezzo alla prossima uscita a Pescina o Pescina. Sapete che gli accenti non sono il mio forte. Dalla galleria San Domenico in avvicinamento area di parcheggio Rivoli Nord. Valico di Carrito, 875 metri sopra il livello del mare, passato in questo momento. Lasciamo anche il chilometro 114. Avvicinando all'area di Avezzano, molto caratteristica se vista dal satellite, immagini satellitari, un'area, quello che era il letto, il fondale di un lago, ora non più esistente, che è stato convertito ovviamente uso agricolo, mentre transitiamo sul viadotto Ponte della Valle, 391 metri, e si staglia nettamente nel territorio guardando dal satellite. L'avvicinamento uscita Pescina, Pescasseroli, San Benedetto dei Marsi e il Parco Nazionale del Molise Lazio Abruzzo, raggiungibili dall'uscita Pescina in questo momento sulla destra.
facciamo il chilometro 110 in questo momento, sono proprio 110 i chilometri che mancano per raggiungere il grande raccordo anulare. Prossima uscita Celano tra 7 km e mezzo. Centro abitato di Collarmele davanti a noi. Viadotto Collarmele 550 metri. Intanto sta arrivando un bomber a tutta velocità dietro di me. Alla prossima uscita a Celano. Uscita Aielli Celano. Ovindoli Cerchio Collarmele Trasacco, località raggiungibili dall'uscita Aielli Celano in questo momento sulla destra. Uscita Avezzano tra 12,5 km, mentre stiamo transitando nel chilometro 100. Sono di fatto 100 i chilometri che mancano a raggiungere il grande raccordo anulare. Poco più di una ventina quelli per raggiungere Torano, fine autostrada A25, allacciamento con autostrada A24.
Sta arrivando un altro bomber a tutta velocità, propulso da un motore a getto. Viadotto San Iona, 470 metri. Sette chilometri e mezzo mancanti per raggiungere Avezzano. Paterno, 390 metri, mentre siamo di fatto arrivati a metà del nostro percorso tra Pescara e Roma. Lasciamo in questo momento il chilometro 93. Chilometri mancanti per l'uscita di Avezzano, mentre transitiamo nel chilometro 90. Avvicinamento uscita Avezzano, mentre vengono segnalati i lavori tra Tagliacozzo e Carso di Oricola, quindi sulla A24. Tanto sulla A25 non abbiamo incontrato nemmeno un cantiere. Uscita Avezzano in questo momento sulla destra.
quanto il percorso, il tracciato della A25 sia piuttosto sinuoso, morbido, raggi di curvatura ampi, non mi sentirei di andare oltre i 130-135. Chilometro 85 che lasciamo in questo momento, area di servizio Montemelino Nord tra 3 chilometri. Avvicinamento uscita Magliano de' Marsi, ultima uscita sul tracciato della A25. Tagliacozzo, Massa d'Albeo, Vindoli tra le località raggiungibili dall'uscita Magliano dei Marsi. Tanto siamo ormai entrati negli ultimi 10 km di percorrenza dell'autostrada A25 prima di raggiungere lo svincolo direzionale di Torano, attraverso il quale ci allacceremo all'autostrada A24 e proseguiremo il nostro percorso verso Roma. Mancano 82 km e mezzo a raggiungere il grande raccordo anulare. Lasciamo in questo momento il chilometro 80. Secondo ponte sul Salto, 91 metri. Pioggerellina, abbiamo una copertura nuvolosa relativamente bassa, siamo anche noi che siamo alti. Lasciamo il chilometro 78. Ricordo che siamo ancora in provincia dell'Aquila, poco prima dello svincolo di Torano entreremo brevemente per un breve tratto in regione Lazio, provincia di Rieti, per poi rientrare in Abruzzo, sempre in provincia dell'Aquila. Dopo un po' lasciare definitivamente l'Abruzzo per entrare definitivamente in regione Lazio, città metropolitana di Roma.
arrivati al termine dell'autostrada A25, 115 km di lunghezza tra Pescara e Torano. Lasciamo il chilometro 75 in questo momento. Ponte sul Salto, 70 metri. Lasciamo provvisoriamente la regione Abruzzo, la provincia dell'Aquila, entriamo in regione Lazio, provincia di Rieti, svincolo direzionale di Torano. Noi proseguiamo dritti senza soluzione di continuità verso Roma. Sulla destra invece per proseguire sulla A24 in direzione L'Aquila Teramo. Chilometro 73 che lasciamo in questo momento. Ora siamo sulla rampa Pescara-Roma. Quindi l'autostrada A25 ed entriamo in autostrada A24, viadotto sul fiume Salto, 569 metri. Stiamo transitando nel chilometro 70, prossima uscita Carsoli Oricola. Viadotto Piedipappa Terzo, 180 metri. Avevo questo qui dietro incollato come un francobollo, vediamo se si incolla anche a quello davanti, riesce a spostarsi prima. Viadotto Piedipago secondo, mancano 70 km a raggiungere il grande raccordo anulare. Quindi transitiamo in questo breve tratto in provincia di Rieti, viadotto Piedipago primo, viadotto Sant'Angelo Quinto, 40 metri. Intanto la pioggia si è fatta un po' più intensa. 18 km e mezzo mancanti all'uscita di Carsoli Oricola. Siamo di fatto dentro le nuvole. Una quota tale da viaggiare di fatto dentro le nuvole. Guardate quanto è bassa a livello del piano stradale, sembra quasi di volare. Viadotto Sant'Angelo primo e secondo, 360 metri. Galleria Sant'Angelo, 1537 metri. E lasciamo in questo momento provvisoriamente la regione Lazio, ma definitivamente la provincia di Rieti, e rientriamo per un ultimo tratto di percorrenza in regione Abruzzo, provincia dell'Aquila. Tanto si sono fatte le ore 15:45, sempre domenica 5 gennaio 2025. Temperatura esterna qua è di soli 7 gradi.
65. Galleria Colle Mulino 1041 metri. Riasola secondo, prossima area di servizio Civita Nord tra 14 km e mezzo. Viadotto Riasola primo. Galleria Pietra Secca 1115 metri. Mentre lasciamo il chilometro 60, condizioni di traffico si sono fatte leggermente più intense sulla A24 nella nostra percorrenza verso Roma. Viadotto Pietra Secca 1860 metri. Chilometri e mezzo mancanti all'uscita di Carsoli Oricolo. Viadotto Valle Intensa 389 metri.
momento il chilometro 55. Prossima area di servizio è Civita Nord, tra 7 chilometri. Valle Mura 272 metri. Viadotto Peschietto primo 65 metri. Viadotto Peschietto secondo 248 metri. Giunti insomma un po' dissestati su questo viadotto. Uscita Carsoli Oricola. Viadotto Ponte Turano 46 metri, Tagliacozzo Arsoli Subiaco, Colle di Tora, La Marsia e Lago di Torano, raggiungibili dall'uscita Carsoli Oricola in questo momento sulla destra, ultima uscita in territorio abruzzese. Mancano esattamente 50 km al grande raccordo anulare. Avvicinamento area di servizio Civita Nord. Viadotto ritorto 290 metri e lasciamo definitivamente questa volta la regione Abruzzo e la provincia dell'Aquila. Entriamo definitivamente in regione Lazio, questa volta nella città metropolitana di Roma. Prossima uscita Vicovaro Mandela tra 13 km, mentre stiamo transitando nel chilometro 45. Viadotto Bagnatore 213 metri.
717 metri. Viadotto Roviano, 175 metri in avvicinamento, area di parcheggio Roviano, 8 km mancanti alla prossima uscita Vicovaro Mandela. Chilometri mancanti a raggiungere il grande raccordo anulare. Viadotto Ponte Nuovo, 500 metri. Charlotta, 120 metri. Viadotto Ferrata, 460 metri. Area di servizio Colle Tasso Nortra, 26 km. Viadotto La Spiaggia, 276 metri. Viadotto Fontebove, lasciamo in questo momento il chilometro 35. Vicovaro Mandela. Dato segnalato un chilometro di coda in aumento di ramazione Roma Sud da Torre Nova. Viadotto Cavoni, Roviano, Anticoli Corrado, Licenza, Cineto Romano, le località raggiungibili dall'uscita Vicovaro Mandela tra poco sulla destra. Viadotto Licenza Secondo, 178 metri. Rallentamento improvviso in corrispondenza dell'immissione dallo svincolo di Vicovaro Mandela, viadotto Licenza Primo, 214 metri.
Viadotto San Cosimato 242 metri. Galleria Arasalere 582 metri. Chilometro 30. Viadotto Pagino 150 metri. Viadotto Marta Maria 180 metri. Ultimi 30 chilometri per raggiungere il grande raccordo anulare. Prossima uscita Castelmadama tra 5 km. Viadotto Santo Stefano. Viadotto Cannuccetta. Viadotto della Noce 539 metri. Area di servizio Colle Tasso Nord tra 16 km, Galleria San Chirico 202 metri. Chilometri mancanti all'uscita di Castelmadama. Pellegra e San Vito Romano le località raggiungibili dall'uscita Castelmadama, in questo momento sulla destra. Viadotto Acquasanta, mentre transitiamo nel chilometro 24. Ore 16:07, prossima uscita a Tivoli tra 11 km. Sempre domenica 5 gennaio 2025. Flusso di traffico che è aumentato, forse siamo proprio al limite dell'ora per un rientro
emblematico nella capitale, viadotto Cadore, 389 metri. Viadotto Tufali, 208 metri. Viadotto Fontanilaccio, 148 metri. Entriamo in questo momento nel chilometro 20. Ultimi 20 km di percorrenza sino al grande raccordo anulare, poi 7 km di compenetrazione urbana della A24 sino ad arrivare all'allacciamento con la tangenziale est. Servizio Colle Tasso Nord tra 7 km. Tra 10 km allacciamento con l'autostrada del Sole. Viadotto Miandola, viadotto Cisternole, mancano 3 km alla prossima uscita a Tivoli, mentre transitiamo nel chilometro 15.
Bologna, Villa d'Este, San Vittorino e Villa Adriana, mentre transitiamo sul viadotto San Germano. Le località raggiungibili dall'uscita Tivoli. In questo momento sulla destra. Tanto in questo momento, tra 1600 metri allacciamento con l'autostrada del Sole, Milano-Napoli, viadotto San Vittorino, e proprio sull'autostrada del Sole il traffico è piuttosto intenso, numerose code e rallentamenti sia nel tratto Napoli-Roma sia nel tratto Roma-Firenze, ma anche il primo tratto di salita verso le croci di Calenzano tra Firenze e Bologna. Quindi in molti hanno di fatto deciso di rientrare oggi, prossima uscita a lunghezza tra 4,5 km, mentre siamo arrivati in corrispondenza dell'allacciamento con l'autostrada del Sole. Autostrada Milano-Napoli, abbiamo passato l'allacciamento in questo momento, viadotto Fregizia, 47 metri, area di servizio Colle Tasso Nord. In questo momento sulla destra, in avvicinamento barriera di Roma Est, mentre transitiamo nel chilometro 10. Siamo di fatto arrivati in un'ora e mezza di viaggio alle porte della capitale. Viadotto Corcolle, secondo, 1173 metri. Ultimi 10 chilometri prima di arrivare al grande raccordo anulare, dopodiché tronco di compenetrazione urbana. Avvicinamento barriera di Roma Est, cominciamo ad allinearci per il telepass. Viadotto Corcolle, primo, 361 metri. Viadotto San Giuliano, 299 metri. Quanto è bello avere il telepass in questo momento, e non è una promozione. Quindi siamo usciti dall'ambito a pedaggio. Tra poco la carreggiata si dividerà nelle due complanari, complanare interna, complanare esterna. La complanare esterna per poter prendere il grande raccordo anulare, complanare interna diretta verso Roma Centro, via Portonaccio, via Fiorentini, tangenziale est. Complanare esterna che si apre in questo momento, Sette Camini e Ponte di Nona, le uscite raggiungibili dalla complanare esterna, oltre che il grande raccordo anulare. Entriamo in questo momento al chilometro 5, prossima uscita dalla complanare interna via Fiorentini tra 11 km. Tanto sulla carreggiata complanare in avvicinamento uscita Ponte di Nona, mentre transitiamo sul viadotto Monte Giardino. Mancano 5 km al grande raccordo anulare.
viadotto Benzone, uscita Ponte di Nona, in questo momento sulla complanare esterna. Viadotto Cerroncino, 434 metri. Sulla destra immissione dalla complanare esterna e sempre nella complanare in avvicinamento uscita 7 camini, mentre transitiamo sul viadotto Aniene, secondo, 134 metri. Uscita 7 camini sulla complanare esterna. Ultimi 3 km prima del grande raccordo anulare. Tanto si sono fatte praticamente le ore 16:20. Sempre domenica 5 gennaio 2025. Tra 500 metri possibilità di andare sulla complanare esterna per prendere il grande raccordo anulare. Chilometro prima di raggiungere il grande raccordo anulare. C'è già la segnaletica di preavviso sulla carreggiata esterna, mentre transitiamo sul viadotto Aniene primo. Svincolo per il grande raccordo anulare sulla destra carreggiata esterna, mentre siamo di fatto arrivati al chilometro 0 autostrada A24. Cambia in questo momento la competenza da autostrada dei Parchi a ANAS, si rimane nell'autostrada A24 con una nuova chilometrica. Entriamo nel tronco di compenetrazione urbana, chilometro 0, viadotto La Rustica, avvicinamento area di servizio La Rustica Nord. Quattro chilometri mancanti all'uscita di via Fiorentini. Questo tratto di compenetrazione urbana della A24, molto famoso, si sente in tutti i notiziari del traffico, normalmente nei giorni feriali, spesso congestionato o comunque con code molto lunghe. Viadotto Tor Cervara. Viadotto Ponte Tre Teste. Viadotto Cervelletta. Complanare che riconfluisce in questo momento, mentre sulla destra per la complanare esterna precedentemente c'era l'incanalamento per l'uscita di via Palmiro Togliatti. Viadotto Botanica, 575 metri, carreggiata che è tornata unica, 3 corsie. Gli ultimi 4 km prima della tangenziale est. Chilometro 4 A24, tronco di compenetrazione urbana.
questo momento sulla destra, uscita via Fiorentini. Viadotto Serenissima, 340 metri. Chilometro 5. In avvicinamento uscita via Portonaggio. Tanto per me da questa mattina sono in questo momento 812 km percorsi, velocità media che ho ottenuto 106 km/h, consumo medio 7 litri per 100 km. Ricordo che questa macchina a noleggio è una Cupra Leon, tanto uscita via Portonaccio in questo momento sulla destra. Ultimo chilometro prima dell'allacciamento con la tangenziale est, ci si abbassa per entrare nella galleria Pittaluga, 405 metri. Questo tronco di compenetrazione urbana è stato finalizzato in occasione dei mondiali di Italia 90. Galleria Pittaluga che termina davanti a noi l'allacciamento con la tangenziale est. Allacciamento regolato da un semaforo, strano per un allacciamento di fatto autostradale, però così è. Tanto si sono fatte le ore 16:26, la temperatura esterna è di 14 gradi. Percorreremo insieme questo ultimo tratto di tangenziale est direzione Eur San Giovanni. Ricordo che la A24 e la A25 sono già pubblicate in entrambe le direzioni con segnaletica sul canale. Inoltre è pubblicato in real time 4K dell'intero percorso della A24 in 2 tratte, Roma-L'Aquila e L'Aquila-Teramo. E di fatto siamo usciti dal tronco di compenetrazione urbana, percorso completo Pescara-Roma. Ci siamo allacciati alla tangenziale est di Roma. Anche della tangenziale est trovate il percorso completo pubblicato con segnaletica. Tangenziale est di Roma. Circa 1:03, poco meno il tempo di percorrenza da Pescara sino a Roma. Direzione Eur San Giovanni via Prenestina. Molto caratteristico questo tratto della tangenziale est di Roma. Certamente non vorrei vivere, per quanto mi piacciono le superstrade e le autostrade, non vorrei mai vivere in una di questi edifici
molto prossimi alle rampe della tangenziale est. Eccoci arrivati a Roma, io vi ringrazio come sempre per la compagnia. Se non siete saturi di autostrade, i video sul canale non finiscono mai. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se non l'avete fatto iscrivetevi, ma ricordate come sempre la cosa più importante di tutte: drive safe.